Ferragosto all'insegna della tradizione e del divertimento nel caratteristico borgo di Garda. Nel giorno dell'Assunta, così come da 70 anni, si è disputato il Palio delle Contrade, la festa più significativa di un'antica comunità di pescatori. La manifestazione ha avuto inizio con una sfilata del corteo di musici e sbandieratori che si sono esibiti sul lungolago per la gioia di turisti e cittadini. A questo corteo si è poi aggiunto quello degli equipaggi, preceduto dalle autorità locali e dalla regina Adelaide e il re Ottone. I rappresentanti delle 9 contrade, dopo aver sfilato lungo il centro cittadino, portando in trionfo la statua della Madonna, si sono diretti alla chiesa dell'Assunta per la benedizione degli equipaggi. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. E con il calar della sera, sullo scenario del lago illuminato ha avuto inizio il Palio Remiero, in cui le 9 contrade si sono sfidate tra l'entusiasmo della folla. Competizione del Palio delle Contrade di Garda 2025. Per finire la splendida giornata, magici fuochi d'artificio hanno incantato grandi e piccini, riempiendo di giochi di luci il cielo che si è riflesso sull'amato lago di Garda.